Salve, sono Anna Camilla da Manzara. Io sto cercando un tipo giusto. Lo voglio il più basso che esiste su questo mondo. Da 1,30 m in giù. Perché un nepozzo più. Da avere uomini, avute di 60 a chianare e cafuggiano dalla mattina alla sera. Basta, mi stanca. Ora basta, dico. Voglio uno cotto, lo più cotto che esiste. Ma può essere pure lo Polo Nord, non me ne frega niente. Io lo voglio e basta. Così appena mi fa incazzare, lo primo turbolo lo faccio cercare allo primo mare che vio, non è niente, non ne mi giovo. Quindi basta. Lo voglio da 40, massimo a 52, 53, non troppo, perché poi naturalmente io ancora sono giovane, non è che mi posso pigliare uno 60, no, quindi questa età va bene. Allora, l'unica cosa che vi dico è, l'età ve l'ho detto, da 40 a 52, 53, poi né troppo grasso e né troppo magro. Tipo semplice, una persona semplice, basta che sia bravo picciotto, che mi rispetta, anche se non aveva la macchina, non aveva patente, non ha importanza, io ce l'ho la patente e lo posso già andare a Caramillo io, quindi non ce n'è problema, l'importante è che mi rispetta, sia sincero e non mi giarisce. Perché nel momento in cui saccio che mi giarisce ci faccio un mazzo a cos'è, lo piglio e lo sbatto a muro, perché basta, mi stanca, ora mi stanca. Io sono una brava picciotta, sono una brava casalinga, mi piace cucinare, mi piace stirare, mi piace lavare robe, mi piace accudire il marito quando viene naturalmente, perché a sera naturalmente non hai avuto nulla affermazione giusta, un marito giusto. E la mattina quando mi suso mi piace andare a fare la passeggiata con la bicicletta, manzara, niente, io dico, penso che sogno una brava picciotta, poi non lo so, meglio è così come non andare a trovare queste mascole, quindi io dico, una volta per sempre, facetevi avanti, perché lei che si marito me, mi ricordo che era 1,50 m, gioco, che era auto, per me era troppo auto, anche, però inizia, mi cafuggiava, mi faceva, mi diceva, ora basta, picciotte me, io ve lo dico, io voglio un picciottino di 1,30 m, 1,30 m, gioco, più basso è e meglio è, perché è inutile che una me si beavoto e poi che fanno, io fanno tutto ciò che gli è e io naturalmente mi posso difendere, a così, la prima che sbaglio, un tubolone e via, quindi io vi raccomando, perciò telefonate se avete intenzioni serie, perché se no basta, è inutile che perdiamo tempo, chiamate per babbiare, perché se avete a babbiare lasciamo stare. Io che va a dire, poi l'unica cosa che vi posso dire è che mi piace tutto, mi piace essere pulita, su pari mia, su per la casa, faccio mangiateggi perché mi piace cucinare, per gli amici, per i parenti, tutti che vengono e che mi rispettano, io rispetto e io faccio l'impossibile naturalmente, quindi perciò io vi sto dando le buone indicazioni su di me e quindi le voglio trovare pure io le buone indicazioni, quindi vi raccomando, telefonate. Quindi, picciotti me, vi raccomando, telefonate, se la cosa è seria, perché se non è seria, io non ho niente a che fare con nulla, perché mi basta la pigliata per fissa, mi basta il giarimento, chi gioca in cafuggia, chi gioca in bucia, e basta, chi gioca in giavaglia, chi gioca vuole essere mantenuto, basta ora basta. Quindi, ora vi saluto, vi mando un bacio.
dalla vostra Anna Camilla. Mi raccomando, telefonate, telefonate, telefonate. Ciao, ciao. Oh yeah! Un uomo di affari, mentre che era in giro per la città, si accorge di un'enorme insegna dove c'era scritto casa di appuntamenti automatica. Allora si avvicina e decide di andare a dare un'occhiata. Entra, dice buongiorno signore, mi dica, senta, che cosa si tratta? Si tratta che questa è una casa di appuntamenti automatica. Lei entra, paga solamente il prezzo del biglietto, dopodiché sceglie la prestazione che le va più. Ho capito. E quant'è il biglietto? Il biglietto è solamente 5 euro. Ah, solamente. E così il signore paga 5 euro e va avanti. Appena entra, si trova davanti due porte, una dove c'era scritto gay e l'altra dove c'era scritto eterosessuali. Allora lui, tutto arrapato, sceglie la seconda, eterosessuali. Apre quella seconda porta e si trova dinanzi a un'altra porta, dove c'erano altre due porte dove c'era scritto bionde e brune. Allora lui sceglie le brune, sempre più eccitato, apre la porta e si trova davanti a un'altra porta, dove c'erano due altre porte, dove c'era scritto giovani mature. Allora lui, naturalmente, sceglie le giovani, apre la porta delle giovani e si trova davanti a altre due porte dove c'era scritto scopata e l'altra inculata. Allora lui, tutto eccitato, e sceglie l'inculata, apre la porta e si ritrova di nuovo in strada. Oh yeah!